Buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Sale l'attesa per la finale dei campionati europei di calcio questa sera tra Italia e Inghilterra. Nei giorni scorsi era stata proposta dai social, era stato proposto il nome di Bruno Pizzul come commentatore al posto di Alberto Rimedio, che è stato fermato dal Covid. È stato lui stesso a parlarne ieri sera alla notte dei lettori. Sentiamo. Se il balón al poder verrà Alvarez le voz di Bruno Pizzul. Quando ci si volge all'indietro e si guarda le cose di una volta, sono belle. siamo sempre stati laudatore stempori sancti, no? In tutte le fasi dell'umanità si guarda indietro e si dice: c'era una volta l'età dell'oro. Noi sul piano della coralità della manovra, della capacità di costruire il gioco, siamo nettamente più avanti rispetto a loro, che però hanno delle individualità terribili. Io direi che è ovvio che il pubblico poi sarà un fattore ambientale che aiuterà gli inglesi, ma è altrettanto chiaro che loro sentono la pressione forse più dei nostri, perché noi sappiamo che anche se dovessimo perdere non sarebbe poi la fine del mondo, anche se chiaramente l'occasione è così ghiotta che ci dispiacerebbe un sacco, no? Perderla. Fa piacere che la gente abbia ricordato il mio nome, voilà. Poi quando facevo io le telecronache se le avevano anche con me, sai. Sì. Figurati, io non avrei mai ammesso e accettato di andare a fare le telecronache, perché figurati se vado a fare le telecronache io della finale e perdono un'altra volta, è colpa mia. Parliamo di un riparto deciso dalla Giunta regionale di 660.000 euro per completare entro l'estate alcune opere già avviate per la manutenzione di aree a rischio idrogeologico in zona collinare e montana. È stato appunto stabilito da una delibera di Giunta proposta dall'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimaro, che ha spiegato che non si tratta di nuove opere, bensì del completamento di 5 interventi già avviati e che i comuni interessati intendono completare durante l'estate. Gli interventi riguardano il completamento dell'opera di mitigazione del rischio di caduta massi sul versante ovest del Colle di San Martino in comune di Artegna, la messa in sicurezza del movimento franoso in comune di Trepoli Gosullo, il completamento dell'installazione di rete paramassi a Braulins nel comune di Trasaghis, interventi a difesa della caduta massi e consolidamento del versante in località Peternel, questo per quanto riguarda il comune di Drenchia, e ancora interventi di manutenzione di reti paramassi lungo la viabilità comunale nel comune di Rigolato. Percorre tutta la strada provinciale 3 di Sistiana Mare con la ruota bucata senza rendersene conto, e il fatto è presto spiegato. Infatti il suo tasso alcolemico è più di 2 volte il consentito, e quanto hanno riscontrato i carabinieri della stazione di Aurisina la scorsa notte, militari che hanno poi ritirato l'uomo la patente, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 29enne di origini siciliane residente nel Goriziano. Nel corso della nottata, in cui è stato predisposto un servizio coordinato del territorio, sono state controllate un centinaio di persone e oltre 50 veicoli. Durante il servizio di radiomobile di Resina ha controllato un 21enne di Duino Resina che dopo la serata passata un addio al celibato ha continuato la nottata di festeggiamenti scendendo in baia e si trovava alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di oltre 3 volte il consentito, per lui patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Una ragazza esile, la più agile del gruppo, si infilava all'interno del cassone per la raccolta degli abiti usati destinati ai più bisognosi dall'interno del contenitore, poi selezionava gli indumenti passandoli uno ad uno dei suoi complici. Durante una missione, a seguito dell'intervento di una pattuglia, i complici della ragazza sono riusciti a dileguarsi abbandonando la stessa dentro il cassone ripieno di vestiti usati. Per il furto degli abiti la donna è stata denunciata a piede libero, ma di lei si erano
erano perse letteralmente le tracce fino al controllo della pattuglia dei carabinieri nella sera dell'8 luglio che lungo l'ex confine di Stato l'hanno rintracciata dopo 14 giorni di latitanza e l'hanno condotta in caserma. Per la quarantenne rumena si sono aperte le porte del carcere del Coroneo di Trieste, dove sconterà la pena di 4 mesi di reclusione per il furto commesso in Lombardia nel 2007. Ha fatto tappa anche a San Daniele del Friuli il Festival della Letteratura per l'Infanzia 10 Millanta, che ripercorre attraverso 10 tappe in tutto il Friuli Venezia Giulia le 10 annualità di Crescere Leggendo, progetto di promozione della lettura ideato e curato da Damatra Onlus. La Biblioteca Guarneriana di San Daniele ha ospitato 10 Millanta, idee per adulti curiosi, incontro di riflessione indirizzato a genitori, insegnanti, bibliotecari ed operatori del mondo della cultura con intervento di Manuela Malisano della libreria Williams Meister Co. di San Daniele, operatrice che da anni collabora con Crescere Leggendo. Con tema Dante per i classici ci vuole fiuto, ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle tante novità editoriali proposte dalla letteratura per ragazzi nel 2021 che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In rapporto ai classici, Dante è emblematico e, come rileva la direttrice artistica di 10 Millanta Festival, Chiara Carminati, Dante traccia una strada nuova parlando di storia, politica e scienza a uomini e donne di ogni tempo e di ogni età. In apertura eventi, l'accademico della Crusca Giuseppe Patrota, ordinario di linguistica italiana all'Università di Siena, ha tenuto in collegamento digitale la Lectio Tendere la lingua come un elastico, il viaggio delle parole di Dante dalla commedia al nostro italiano comune. La Divina Commedia, scritta nella sua lingua madre, il fiorentino di fine 200 e primo 300, è infatti diventata la lingua di tutti noi. Nella loggia della Guarneriana si è tenuto Buon compleanno Gigetto e Gigetta, festa con torta, candeline e storie indirizzate soprattutto ai bambini nel guidarli alla ricerca dei classici, leggendo da Rodaria a Bernard Friot, passando da Pinocchio, Cenerentola e Alice. Appendice appuntamenti con Giovanna Pezzetta, pianista e compositrice con tesi di laurea in lettere, ricerca per una colonna sonora, Dante e la musica, che ha debuttato in anteprima all'Auditorium alla Fratta con la sua lettura concerto In viaggio con Beatrice tra confusione e musiche infernali, affiancata dai musicisti Leo Virgili ed Evaristo Casonato. Contaminazioni digitali, festival multidisciplinare itinerante che pone al centro dell'attenzione il dialogo tra arti performative, linguaggi digitali e spazi urbani, chiude oggi la sua 3 giorni a Turiaco, comune capofila del progetto ideato dall'associazione 4704. Il ricco calendario, dove hanno trovato spazio teatro, percorsi con cuffie wireless, workshop e installazioni, si chiuderà questa sera alle 19 con Pino Roveredo al Parco dell'Isonzo, che per tutta la giornata sarà la location della rassegna, che analizzerà in collaborazione con Ars, Arti delle Azioni Scienze, il rapporto fra arte e scienza. Lo scrittore triestino affronterà a suo modo il racconto degli amori ideali a partire dai testi di alcuni grandi cantautori italiani, da Fabrizio De André a Giorgio Gaber. Già nella serata di ieri Pietro del Soldà, conduttore di Tutta la città ne parla di Rai Radio 3, con una lezione dal titolo L'amore e la conoscenza di sé, un confronto con Platone, ha analizzato questo sentimento di cui l'essere umano non può fare a meno, ma che allo stesso tempo lo può distruggere, ponendo dunque al centro uno dei temi che per millenni ha interrogato la filosofia e che ancora oggi segna le vite umane: il dissidio tra le passioni e la ragione, tra il desiderio e la conoscenza. 2 autrici friulane, dopo 3 anni di ricerche storiche, hanno ricostruito in un romanzo l'incredibile vita di Giovanna la Turca, realmente vissuta nella metà del Seicento, un libro che è stato presentato a Palmanova. È stato presentato a Palmanova, nell'affascinante contesto dei bastioni della fortezza, un interessante romanzo storico scritto a 2 mani da Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella. Le 2 autrici palmarine, note in Italia per la loro attività culturale nel campo delle ricerche storiche, raccontano in questo libro una storia vera, ambientata in terra veneziana nel XVII secolo. La protagonista del romanzo realmente esistita è Giovanna la Turca, una bambina catturata sulla nave del padre durante un combattimento contro i corsari e condotta nel paese della Mezzaluna nell'harem del Gran Visir, in cui la ragazzina diventa Avagadun.
L'incredibile vita di questo personaggio è costellata di colpi di scena e di peregrinazioni che la porteranno da Istanbul a Cefalonia, da Corfù a Zante e a Venezia, per raggiungere poi Roma. Il romanzo Le vite di prima, che trae ispirazione dalle carte processuali del Sant'Uffizio di Venezia e di Roma, è costato alle autrici ben 3 anni di lavoro ed è un intreccio di storie, di episodi emozionanti e di vite parallele che permettono di osservare con grande cura dei particolari la vita popolare nella seconda metà del Seicento. La presentazione del libro edito da KV è stata affidata al professor Andrea Del Col. Rossana Di Tommaso è intervenuta nel corso della serata con la lettura di alcuni brani. A conclusione dell'incontro, il sindaco di Palmanova Francesco Martinez ha posto gli accenti sulla crescente importanza delle iniziative culturali ospitate con entusiasmo dalla città stellata. E ora andiamo al lago di Cavazzo, dove è partito il terzo campionato del mondo di parapendio acrobatico. Ha preso il via ieri al Lago dei Tre Comuni il terzo campionato del mondo FAI di parapendio acrobatico, con i migliori piloti al mondo di questa disciplina in gara fino al 17 luglio prossimo. Nella giornata di ieri le squadre si sono esibite nel sincro e nel pomeriggio i piloti nel solo. Sono 10 le nazioni in gara: Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Uruguay. Ha vinto nella prova solo di ieri Victor Carrera, trionfatore nell'edizione 2021 della Coppa del Mondo Acromax, che si è appena conclusa, seguita dallo spagnolo Horacio Lorenz, entrambi piloti Red Bull. In terza posizione il colombiano Andrés Villamizar. Ottime performance degli italiani con il giovanissimo Marco Papa, che dopo il suo esordio nel 2019 e il fermo del 2020 ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento, chiudendo in settima posizione, seguito dal trentino Nico Calleari. Ma nella manifestazione organizzata dalla SD Volo Libero Friuli non c'è solamente la parte agonistica, bensì anche un ricco programma di intrattenimento che accoglie ogni giorno famiglie appassionati in una bella contaminazione tra sport, divertimento e tempo libero a corollario delle gare. È tutto, ci rivediamo stasera alle 19 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.